Presidente Serracchiani, oggi all'inaugurazione di questa chiatta unica in Europa si è parlato di entusiasmo che è ritornato a Trieste nella tua autorità portuale, le istituzioni che assecondano gli imprenditori, una novità a cui la Regione è protagonista assoluto. Ma finalmente c'è una sinergia importante tra le istituzioni, il commissario dell'autorità portuale, gli operatori e anche gli investitori, quindi questo fa di questi luoghi, come è sempre stato, una grande opportunità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. Cartubi sta andando nella direzione giusta, stiamo conquistando un mercato, quello del refitting dei super yacht, estremamente interessante. L'importante è arrivare anche prima di altri mercati, penso ad esempio alla Croazia, ed effettivamente questa chiatta ci permette, è un investimento importante perché ci permette di fare queste attività nel Mediterraneo e saremmo in questo momento gli unici a poterlo fare, quindi è chiaro che non solo è un investimento nel presente ma anche nel prossimo futuro. L'imprenditore ha parlato anche di una regione che ascolta, che a seconda è stato determinante il ruolo qua per la ridefinizione dell'area, no? Sì, finalmente non si pensa solo ai contenitori ma anche ai contenuti, non basta più sistemare un capannone o semplicemente creare le condizioni di una banchina, bisogna anche poi dopo sapere cosa fare di questa attività e devo dire che nel porto di Trieste finalmente si riesce a parlare, non soltanto a dialogare ma anche a parlare seriamente di investimenti e devo dire che qui il contenitore è già ricco di contenuti appunto nella lavorazione e nel refitting dei super yacht. C'è un entusiasmo a Trieste.